Ciao a tutti, già che c'è il coronavirus e non abbiamo un tubo da fare, vi insegno a fare gli hamburger in casa. Allora, ci vuole carne macinata, in questo caso di manzo, anche se io preferisco il maiale, ma il supermercato non c'era. Pancetta affumicata, formaggio, un latteria morbido, un po' di verdura, rucola o quello che avete in casa, poco olio d'oliva, vino rosso, sale, pepe e un po' di paprika che però non ce l'ho, ho dimenticato di prenderla. Allora, cominciamo dalla carne. Bisogna prendere sale e pepe. Qui ci sono circa 300 grammi di carne e va una percentuale di sale del 18 per 1000, quindi circa 6 grammi. Vediamo 6 grammi. Non di non metterne di più, se no fa schifo. Ok. Il pepe va con una virgola, con uno 0 in più davanti, praticamente invece di 6 grammi 0,6, con una bilancia digitale piccola, riuscite tranquillamente. Mescolata. Così. Una bella mescolata. Importante mescolare bene, altrimenti un punto è più salato, uno meno e non è buono. Ok. A questo punto con una pressa per hamburger, 10 euro su Amazon, o se non l'avete potete usare due pentole, una pentola che entra dentro l'altra e li schiacciate. Si mette un dischetto di quelli di carta, li potete fare con la carta da forno se non avete i dischetti per hamburger. Poi dividete a metà, io faccio ad occhio ma potete anche pesare 150 grammi a testa circa. Li schiacciate bene in modo che siano ben uniformi, compatti. E l'hamburger è pronto. Uno, adesso facciamo l'altro. I dischetti ve li fate fare da vostra moglie, come ho fatto io. Grazie Martina. Anche l'altro. Ok. Fatto anche l'altro. Allora, adesso una padella antiaderente o anche se avete una bistecchiera di quelle con le righe, insomma. Poco olio d'oliva, un paio di millimetri. Gas, fuoco alto all'inizio. Facciamo riscaldare l'olio. Intanto che aspettiamo che si riscaldi l'olio, si può bere un bicchiere, no, non il bicchiere intero, ma un po' di vino. Del nostro, vi raccomando. Ok, adesso l'olio è caldo, togliamo
a carta da forno. Ideale farli un paio di ore prima e lasciarli riposare in frigo, ma va bene lo stesso. Anche l'altro e li lasciamo lì. Un coperchio. Ci vogliono circa 4 minuti, 3 minuti, anche meno, dipende un po' dai vostri fornelli e dall'altezza dell'hamburger. Chiaramente più è alto più tempo starà a cucinarsi. A questo punto li giriamo e aiutate con una spatola, quello che avete, quello che avete in casa, insomma, senza ustionarsi possibilmente. Siamo lì, ancora un minuto o due dall'altra parte. Io sto usando il fornello al massimo, però sì, potete farli anche un po' più piano, ma è meglio lavorare col fornello al massimo, che rende meglio. Bene, a questo punto gli hamburger sono praticamente cotti, mancherà ancora un minutino circa. A questo punto io aggiungo un po' di pancetta affumicata, diciamo un paio di fette. Io l'ho tagliata col coltello ed è un po' troppo grossa, sarebbe meglio usare una fetta triste e fare una fettina fina fina che poi si scioglie quasi. E poi sopra ci mettiamo un po' di formaggio. Io in questo caso uso un latteria, questo qui è un Saporito delle Valli, che è della latteria di Cividale. Mettiamo sopra, mettiamo lì un attimo con il coperchio, non ci vuole molto. Nel frattempo, mentre aspettiamo, la cosa migliore è bere ancora un bicchiere, cioè almeno è anche buono. Tra un attimo il formaggio si sarà sciolto e poi sarà praticamente pronto. Nel frattempo prepariamo i piatti. Nei piatti ci potete mettere un po' di rucola, un po' di radicchio, quel cavolo che vi pare, quello che avete in casa in questi giorni che non si può uscire a fare la spesa. Oppure potete metterlo nel panino se vi piace, ma a me il panino non piace, preferisco così. Ecco, viene vicino, questo è il risultato finale.
due. Eccoli qua. Pronti, 10 minuti, anche meno. Il vino che vi consiglio è un Cabernet Franc. Poi se vi piace la birra, mangiatelo con la birra. Vi saluto, ciao, buona serata, ci sentiremo ancora nei prossimi giorni visto che non ho tutto da fare. Ciao, buonasera. Ciao, ciao.